Papa Leone di pregare per la pace, momenti di raccoglimento nelle parrocchie della Marca. Disarmiamo le parole, il messaggio del vescovo Tomasi. Paura e nervosità della battaglia dove un bimbo di 3 anni è stato morso dal cane della compagna del nonno mentre stavano giocando insieme. Il piccolo ha riportato ferite al volto. I cosiddetti Maranza vanno incontrati e capiti per trovare la loro chiave di lettura, le parole di un educatore. Intanto, per formare cittadini responsabili, alla chiesa votiva di Treviso parte il doposcuola tra compiti, sport e laboratori. Alcuni grammi di hasce e un coltello a serramanico nascosti nel cruscotto di un'auto e di un camper, identificati 6 giovani, di cui 3 residenti del Trevigiano, la perquisizione in provincia di Bolzano. Un anno fa se ne andava a Sammi Basso, il ricordo della Premier Meloni e del Presidente della Camera Fontana. La sua vita è stata un esempio luminoso per tutti noi, non lo dimenticheremo. Un centinaio di persone sotto la pioggia per la tradizionale marcia dell'Advar all'insegna della solidarietà, l'occasione per ricordare il prezioso lavoro dell'organizzazione accanto ai malati e alle loro famiglie. Sport, rugby, al debutto casalingo il Benetton supera gli scozzesi di Glasgow grazie ad un calcio di Smith nell'ultima azione. Grande festa a Monigo. Buonasera e buona domenica, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si aprono con le parole di pace del vescovo Tomasi che, raccogliendo l'invito di Papa Leone, invita tutti ad essere portatori di pace nelle parrocchie della Marca, incontri, momenti di preghiera, di riflessione e messe proprio per invocare la pace. Disarmiamo le parole, l'invito di Monsignor Tomasi. Essere davvero personalmente operatori di pace, di disarmare le parole. Ecco, forse questa è la cosa che sento più importante in questo periodo. Non diamo patenti di cattiva volontà a chi la pensa diversamente da noi, attribuiamo a tutti il desiderio di arrivare alla pace, magari con strumenti diversi, impegniamoci a rispettare la dignità di ogni persona. Di fronte agli orrori della guerra, della morte e della distruzione bisogna trovare un'unica voce, quella della pace. È il messaggio che arriva da Treviso, dove le parrocchie si mobilitano con momenti di preghiera, riunendosi ogni mercoledì alle 20:30 nella chiesa di Santa Lucia. Ho richiamato ancora una volta l'invito di Papa Leone di pregare ogni giorno il rosario in questo mese di ottobre. L'11 ottobre sarà una giornata di preghiera, di digiuno per la pace. Nella piccola chiesa di Sant'Andrea il messaggio per la pace è presente sempre, dagli incontri del catechismo, per riflettere con i ragazzi su quanto sta accadendo intorno a loro, alla messa di questa domenica con l'amministrazione della Cresima. Treviso raccoglie così gli appelli, da Papa Leone al Vescovo di Gerusalemme Pizzaballa, di pregare per i tanti conflitti in corso. Certo, a Gaza, all'Ucraina, al Sudan, a tanti posti del mondo dove c'è sofferenza e morte per la cattiveria degli uomini, e la preghiera sembra uno strumento disarmato, e lo è, però muove le coscienze, mantiene viva l'attenzione. E il pensiero va a chi paga il prezzo più alto della guerra, i bambini, al centro della veglia di preghiera con la Caritas di qualche sera fa. I bambini che sono assolutamente innocenti e che, se subiscono questa violenza indicibile, porteranno ferite per tutta la vita e non saranno poi forse capaci di riconciliazione. Ognuno può essere operatore di pace in un mondo troppo violento, dice Monsignor Tomasi, un messaggio che può essere veicolato attraverso la preghiera o con le mobilitazioni nelle piazze che tanto stanno dividendo l'opinione pubblica in questi giorni di scioperi e manifestazioni. Tutto ciò che ci fa essere presenti a questo nostro tempo, a prendere posizione per una netta scelta di non violenza e di pace è benvenuto. Tutto ciò che ci divide esacerba ancora un po' quello che abbiamo nei cuori, ma del resto la divisione è, ogni volta che siamo nell'agone politico dobbiamo fare in modo che questa divisione sia però la discussione con qualcuno che la pensa diversamente da noi e non la creazione di altri nuovi nemici. Intanto sabato, in occasione della festa di San Francesco, il Vescovo Tomasi ha presieduto la messa nel Tempio di San Francesco. Durante le celebrazioni l'offerta dell'olio per la lampada votiva all'altare del Santo da parte del sindaco di Casier, Renzo Carraretto. A Nervesa della Battaglia ora, dove un bimbo di 3 anni è stato morso al volto da un cane ed è stato trasportato all'ospedale Cafoncello di Treviso.
Un momento di divertimento si è trasformato in attimi di paura per una famiglia a Nervesa della Battaglia. Nel pomeriggio un bambino di 3 anni stava giocando all'interno della cucina con un cane, un pastore del Lago Rai. Ad un tratto il piccolo è stato morso al volto dall'animale, subito soccorso dalla famiglia che ha allertato i sanitari del SUEM. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 di Montebelluna e l'elicottero giunto da Treviso. Il bambino, che presentava ferite sul labbro e sulla parte inferiore dell'occhio sinistro, vista la giovane età, è stato trasportato al Cafoncello di Treviso. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Il fatto è avvenuto a casa del nonno del bambino. Il cane, di circa 2 anni e mezzo e regolarmente vaccinato, è di proprietà della compagna del nonno. Si tratta del secondo episodio avvenuto nel territorio, il primo nella scorsa primavera, ci spiega il sindaco di Nervesa. I bambini nel gioco sono molto irruenti e quindi l'animale magari si spaventa e può poi chiaramente agire un po' di istinto. Mi auguro che questo bambino stia bene e il tutto si risolva al meglio, quindi mi sento molto vicina ai genitori che sicuramente saranno preoccupati e avranno preso sicuramente un gran spavento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Il piccolo è stato medicato in pronto soccorso. E sulle interazioni tra cane e bambini abbiamo chiesto il parere del veterinario dottor Cattarossi. Anche oggi un episodio di aggressione da parte di un cane a una persona, in questo caso un bambino. Sono cose che succedono con una discreta frequenza. Cerchiamo di capire perché. Nel cane non dobbiamo vedere sentimenti umani come quelli della cattiveria, come quella della premeditazione. Questi fenomeni succedono sempre per un malinteso. Stiamo parlando di 2 specie diverse, l'uomo e il cane, che per quanto abbiano fatto un lungo periodo di evoluzione insieme, parliamo di migliaia di anni, e ci sia stata una selezione da parte dell'uomo sul progenitore del cane, ovvero il lupo, verso le razze domestiche, continuiamo ad avere linguaggi diversi. La gran parte delle volte i cani dell'ambito domestico, in questo caso mi sembra di capire del nonno nei confronti del nipotino, dipendono da un malinteso. Noi possiamo intendere bello baciarci sul volto, stringerci con affetto, perché nella nostra specie e nella nostra cultura sono segni di grande affetto. Questo però non è vero per altre specie, dove durante il contatto si rimane a debita distanza e si utilizza l'olfatto, la coda, la posizione delle orecchie, la posizione delle labbra, quindi sono tutti dei meccanismi comunicativi diversi nel cane e nell'uomo. Certo, la convivenza del cane sin da cucciolo con la nostra specie lo aiuta ad apprendere questi messaggi. Cerchiamo sempre di avere un atteggiamento rispettoso dell'etologia di specie e soprattutto se si tratta di bambini ci deve sempre essere la figura di un adulto a sorvegliarli durante l'interazione con i propri animali domestici. All'interno del cruscotto dell'auto e del camper i carabinieri hanno trovato droga e un coltello serramanico. 3 giovani tra i 20 e i 24 anni sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. La perquisizione è avvenuta a Salorno, in provincia di Bolzano. Identificati 6 giovani, di cui 3 residenti nel Trevigiano, a Mogliano Veneto, Castello di Godego e Trevignano. I militari dell'arma hanno sequestrato il coltello e 37 grammi di hashish riconducibili a 3 dei 6 giovani che si trovavano sulla macchina e sul camper. I 3 ragazzi devono rispondere delle violazioni accertate in materia di armi e stupefacenti. Vigili del fuoco al lavoro questa mattina nel comune di Mareno di Piave per l'incendio che ha interessato un ricovero attrezzi. All'arrivo sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Conegliano ha provveduto a spegnere l'incendio che aveva interessato tra le altre cose un trattore e un serbatoio. Le cause del rogo sono ora in corso di accertamento. E continuiamo con le notizie per parlarvi della cronica ormai carenza di medici di base. Il 19 novembre con i nuovi specializzati la situazione dovrebbe migliorare, l'auspicio del direttore generale dell'USL 2 Benazzi.
La difficoltà a reperire giovani medici che ovviamente da subito vanno a prendere degli incarichi provvisori, continuo a dire provvisori perché poi ci sono delle graduatorie che potrebbero cambiare, quindi un medico potrebbe restare 3 mesi, 6 mesi, poi quando l'azienda zero manda fuori i bandi, chi ha più punteggio potrebbe prendere il medico e il posto del medico provvisorio. Un'incertezza, spiega il direttore generale, che porta i giovani medici a scegliere la continuità assistenziale nota come guardia medica. Questo per evitare il rischio di dover lavorare 6 mesi in un luogo e poi essere costretti a spostarsi. Abbiamo avuto solo 19 colleghi che hanno deciso di andare a coprire delle zone carenti. Noi ci auguriamo che a fine novembre, con ovviamente i nuovi specializzati, dovremmo avere un numero maggiore, più congruo. Fra le iniziative per ovviare a questa carenza, in accordo con l'Ordine dei Medici, sono stati contattati i giovani dottori e proposto loro delle zone. Non solo, spiega, ma si sta cercando di tenere in servizio fino a 72 anni i medici su base volontaria. La cosa importante, ribadisce Benazzi, è che nonostante tutto nel nostro territorio non ci sia nessuna persona che non sia iscritta ad un medico di famiglia, ma i disagi non mancano soprattutto in alcune zone. Le situazioni più in crisi sono Treviso Nord, cioè i comuni che vanno in Strana Quinto, dove mancano effettivamente 2 medici e i pazienti sono costretti a spostarsi. Asolo, da parte di Asolo, Cairano, Montebelluna, Trevigiano, dove anche qui purtroppo mancano 2 medici, adesso forse a novembre ne recupereremo un paio, e poi il Trevigiano, le aree più Canizzano, le aree più diciamo limitrofe del comune di Treviso, dove manca un medico. Entro un paio di anni speriamo di risolvere questa situazione, termina Benazzi, ed avere così un organico sufficiente a ricoprire i posti rimasti vacanti. È appena partito alla chiesa votiva di Treviso un servizio di doposcuola aperto agli studenti di elementari, medie e dei primi anni delle superiori, dove oltre ai compiti i ragazzi potranno anche frequentare sport e dei laboratori per diventare dei buoni cittadini, una proposta contro l'emarginazione e la devianza giovanile. I Maranza per alcuni aspetti mi piacciono, se partiamo dagli educatori di strada, vuol dire che questi ragazzi hanno bisogno di essere incontrati per trovare una chiave di lettura e per portarli all'interno di un contesto dove possono anche loro esprimersi, anche nella diversità. Andrea De Lazzari da sempre lavora a contatto con i ragazzi e anche con i progetti degli operatori di strada raggiunge quei giovani che mostrano fragilità, che possono in alcune circostanze sfociare in episodi di violenza o semplice maleducazione. I cosiddetti Maranza, che per De Lazzari, pur avendo comportamenti sbagliati, vanno conosciuti e aiutati, incontrandoli nei loro luoghi, parlando il loro linguaggio. Io credo che sia un errore abbassarsi a un livello sociale che porti diciamo queste abitudini e le rendano abitudini normali non sono, ok? Però dico che bisogna abbassarsi a dare incontro a queste problematiche, perché fino a quando li lasciamo e le ghettizziamo, allora non risolveremo mai il problema. Ognuno esprime il proprio disagio o i propri talenti o i propri difetti in vari modi. Penso che spetti al mondo dell'adulto andare a trovare quella chiave di lettura, e io dico sempre che non sarà mai possibile, non so, avvicinarsi a 100, ma ne basterebbe uno, no? Affiancare i ragazzi accogliendoli in un luogo sicuro e proponendo attività che occupino i loro pomeriggi, tenendoli lontani dalla strada e dai pericoli che possono incontrare. È uno degli obiettivi del progetto integrato di oratorio etico sportivo e dopo scuola alla chiesa votiva di Treviso. Insieme al servizio dei compiti i ragazzi potranno frequentare anche attività sportive. Completarlo con l'offerta sportiva. Finito lo sport si avviano anche i laboratori educativi. Abbiamo il progetto Riga Dritto per insegnare il senso civico, ma anche il rispetto ambientale, l'utilizzo delle risorse importanti tipo l'acqua, l'energia, e far sì che lo sport, che è una leva importantissima nell'educazione dei giovani, diventi un filo conduttore anche per farli stare in sicurezza. Le porte saranno aperte agli studenti dalle 13 alle 19 con orari modulabili per frequentare sport e laboratori. Al doposcuola, insomma, per diventare buoni cittadini.
È un laboratorio importante, penso, per la città di Treviso, anche per dare qualche risposta sia alle famiglie in difficoltà, ma anche a tutti quelli che dicono che i giovani creano dei problemi. Esatto. Io invece ritengo che i giovani non sono un problema, i giovani vanno accolti, educati, indirizzati. È rimasto bloccato in un sottopasso di via Piave a pochi metri dalla stazione dei treni di Montebelluna. Il furgone ha iniziato a perdere liquidi dal motore. Ad intervenire subito la polizia locale, che ha bloccato il traffico e ha aiutato l'autista, ma al controllo dei documenti è scattata la sorpresa. L'uomo, un cittadino straniero, stava guidando nonostante avesse la patente ritirata. Nel tentativo di sfuggire alla multa, lo straniero ha esibito agli agenti un permesso internazionale di guida che però è risultato falso. A quel punto la polizia locale non ha avuto alternative, il documento contraffatto è stato sequestrato e il furgone è stato sottoposto a fermo amministrativo per i prossimi 3 mesi. Il conducente invece è stato denunciato per il possesso di documenti falsi e multato con una sanzione di circa 2.000 euro. Elezioni regionali, gli artigiani veneti presentano una position paper, un documento dettagliato che evidenzia le tematiche sulle quali la categoria chiede attenzione da parte del prossimo presidente della regione. Si è evidenziato come sia necessario che ci sia un collegamento e un confronto continuo, quindi una sorta di concertazione permanente tra la politica e quindi l'amministrazione regionale e la Confartigianato e le associazioni di categoria, quindi un confronto continuo che possa portare appunto a ottenere dei risultati importanti e immediati e concreti. E poi siamo andati a analizzare tutte le varie i vari settori in cui si può migliorare, ovviamente tanto è stato fatto, ma si può sicuramente migliorare, a partire appunto dalla sanità, al sociale, alla formazione, al lavoro, come ne abbiamo appena detto, all'università e quindi alle infrastrutture, un'attenzione alle infrastrutture, quindi tutti questi temi che abbiamo posto sul tavolo come proposte per andare a intervenire indirizzate alla prossima amministrazione regionale, in modo che si crei un dialogo e ci si possa confrontare su quali sono i problemi e cercare di andare a far crescere la nostra regione, che sicuramente è già una regione importante e che fa la locomotiva economica d'Italia. Il 5 ottobre di un anno fa se ne andava a Sammibasso, tanti momenti organizzati in questi giorni per ricordarlo. Anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Camera Lorenzo Fontana in questa giornata hanno voluto rendere omaggio all'impegno di Sammibasso. Ricordiamo il suo straordinario coraggio, la sua fede, la sua forza e l'impegno instancabile nella ricerca e nella sensibilizzazione sulla progeria. La sua vita è stata un esempio luminoso per tutti noi che non lo dimenticheremo, ha scritto la Premier sui social. Anche il Presidente Fontana ha affidato ai social il ricordo di Sammibasso. La sua forza e il suo sorriso, ha scritto, continuano a vivere nei nostri cuori. Il suo esempio resterà per sempre una testimonianza per tutti noi. Firmata una nuova convenzione tra Comune e Ater per 2 alloggi ERP destinati a persone fragili. Siamo a Cordignano. Solidarietà e inclusione al centro dell'iniziativa. Al via un nuovo passo concreto per il sostegno alle persone più fragili. Il Comune di Cordignano e Ater Treviso hanno siglato una convenzione per destinare 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica alle persone più bisognose. Gli appartamenti situati in via Sottocal 22 saranno assegnati in affitto agevolato per 3 anni con possibilità di rinnovo a persone in situazione di disagio sociale e fisico, con disabilità o malattie gravi, prive di una rete familiare ma con una minima autonomia economica. Un piacere e un onore aver sottoscritto questo accordo con il Comune di Cordignano e ribadisco anche la disponibilità di essere pronti a sottoscriverli anche con altri comuni. Un'opportunità importante per i comuni per gestire degli immobili a un canone estremamente basso e quindi questi alloggi messi a disposizione dei comuni possono dare tante risposte a delle situazioni che i sindaci e le amministrazioni comunali si trovano da sera a mattina tra le mani. L'accordo, autorizzato dalla Regione Veneto, si inserisce in una più ampia strategia di housing sociale già avviata da Ater Treviso in collaborazione con l'ASL 2 e Caritas.
Per noi questo che ho firmato oggi è un atto importante perché ci permette di avere a disposizione 2 alloggi da poter gestire in modo snello e veloce per far fronte a difficoltà ed emergenze abitative. Nel nostro comune abbiamo riscontrato che c'è una grande difficoltà a trovare appartamenti in locazione, quindi avere questa disponibilità per andare incontro a problemi di singoli o nuclei familiari fragili per noi è veramente importante. Con questa iniziativa Ater e Comune rafforzano il proprio impegno verso un welfare abitativo più umano, attento e partecipato. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. Una scuola più sicura e rinnovata. All'Istituto Cerletti di Conegliano continuano i lavori finanziati dalla provincia di Treviso e dal PNRR per oltre 3 milioni di euro. Il presidente Marcon è in sopralluogo, ha incontrato studenti e studentesse. Prosegue il piano di riqualificazione delle scuole superiori a cura della provincia di Treviso. Stavolta tappa all'Istituto Cerletti di Conegliano, dove sono in corso i lavori di miglioramento sismico e restauro, per un investimento complessivo di oltre 3 milioni e 400 mila euro, di cui la gran parte finanziati dal PNRR. È un intervento per noi fondamentale perché riguarda la sicurezza dello stare a scuola da parte dei nostri studenti e studentesse e anche da parte di tutto il personale, per cui noi abbiamo accolto questi lavori subito in maniera favorevole. Inoltre va detto che sono riusciti ad effettuare una scelta progettuale poi anche concreta che ha permesso a tutti noi di rimanere all'interno della scuola, spostando solo alcune classi nel corso di questi 2 anni. Il presidente della provincia Stefano Marconi, insieme alle autorità locali e regionali, ha visitato gli spazi di riqualificazione e incontrato studenti e studentesse. Sosta anche nella sala espositiva del Museo Manzoni, al primo piano della scuola enologica. 3 milioni e 441 mila euro di investimenti che rendono questa scuola più sicura sotto tanti punti di vista, soprattutto da quello sismico. Ricordo che è stato rifatto il tetto con tecniche all'avanguardia e compatibili con le indicazioni della sovrintendenza che salvaguardiano questo patrimonio storico. Da ultimo anche il restauro degli affreschi dell'Aula Magna, un bellissimo lavoro che bisognava essere fatto in quanto il tempo ormai cominciava a far sentire la sua presenza. I lavori, già a buon punto, consegneranno presto al territorio una scuola storica completamente rinnovata, sicura e valorizzata, nel cuore del Parco delle Rimembranze di Conegliano. Inaugurata invece la nuova mensa scolastica nel plesso di San Zenone degli Ezzelini, spazi ampliati e più moderni. Con questa felicità è stato accolto da studenti e insegnanti il taglio del nastro della nuova mensa alla scuola primaria di San Zenone degli Ezzelini. Un'opera attesa da anni, pensata per rispondere al crescente numero di richieste di tempo prolungato e garantire spazi più moderni. La cosa rilevante che voglio mettere in luce è che c'è proprio continuamente questa sinergia tra comune e istituzione scolastica per perseguire lo stesso obiettivo, il benessere dei ragazzi a scuola. Noi ci occupiamo della parte didattica, formativa e il comune in qualche modo ci viene incontro con la parte strutturale e rendere gli ambienti di scuola fatti bene, sicuri, strutturati per rendere accogliente l'attività didattica credo che sia una cosa non indifferente e non scontata. L'intervento di ampliamento e riqualificazione, finanziato grazie ai fondi del PNRR, ha trasformato radicalmente la struttura, rendendola più accogliente e funzionale per gli studenti e il personale scolastico. Un progetto finanziato dal PNRR con 770.000 euro e una quota invece di circa 80.000 euro che abbiamo messo a disposizione come amministrazione comunale. Un progetto che risponde sicuramente alle esigenze del nostro territorio e di questa scuola, appunto ne aveva bisogno di questa nuova mensa e siamo davvero felici di averla realizzata. Festa della vendemmia a San Polo di Piave, produttori a confronto sul futuro e le sfide del settore vitivinicolo.
Due lunghe tavolate tra le vigne della sinistra Piave nelle campagne di Rai che hanno visto produttori e lavoratori del settore vitivinicolo festeggiare la fine della vendemmia 2025. La festa di fine vendemmia è un momento conviviale dove i produttori e chi lavora in cantina si trova per festeggiare la chiusura di un ciclo. Produrre in vigneto vuol dire un anno di sacrifici. Una buona vendemmia, quella del 25, sia dal punto di vista dei volumi che della qualità delle uve. Ma alla festa del lavoro nelle vigne un pensiero ed un applauso corale è andato all'enologo Marco Bettolini, morto 2 anni fa dentro l'autoclave nella quale era entrato per cercare di salvare un collega. Un settore, quello vitivinicolo, in continua evoluzione anche per adeguarsi ai cambiamenti del mercato nazionale ed internazionale che vogliono vini di qualità ma ad una gradazione alcolica più bassa a partire dal vino italiano più esportato, il Prosecco. Abbiamo la fortuna che questo spumante interpreta benissimo il grande cambiamento del consumatore, quindi vini più piacevoli, più immediati e soprattutto si adatta bene al momento principale di consumo che è l'aperitivo. Quindi un vino che ha una bassa gradazione già di per sé e che si appresta anche con le modifiche che potenzialmente i consorzi potrebbero fare ad essere ancora più a bassa gradazione. Anche il Pinot Grigio, altro vino molto conosciuto e molto prodotto nel nostro territorio, negli ultimi anni è passato da una gradazione di circa 12 gradi in bottiglia a 11 gradi, ma il consorzio ha appena deliberato una riduzione anche qui alcolica. Miane da martedì prossimo ospiterà una serie di eventi gratuiti di musicoterapia, una disciplina scientifica che utilizza i suoni e i brani musicali per prevenire e curare o anche come attività riabilitativa dei pazienti. La musicoterapia è un insieme di tecniche e metodi e attività concrete per aiutare le persone di tutte le età a stare bene attraverso un tramite molto molto piacevole che è la musica. Musica come medicina per l'anima ma anche per il corpo. Un concetto non troppo lontano dalla nostra quotidianità se pensiamo ai tanti casi di risveglio dal coma grazie alle canzoni. Ma senza andare a questi esempi estremi, basta pensare anche alla nostra quotidianità quando scegliamo apparentemente senza riflettere un brano musicale. Io posso scegliere oggi di ascoltare una canzone di musica dance per aiutarmi a riattivare perché magari mi sento un po' stanca, allora ho bisogno di tirare un po' su tutto. E magari ci sono momenti di vita in cui ho passato una giornata un po' troppo nervosa, con un po' troppe preoccupazioni e allora sento il bisogno di una canzone un po' più pacata. Vibrazioni di voce o strumenti musicali come cura del corpo attraverso la mente. La musicoterapia è un ottimo supporto a tutte le terapie mediche in essere sia per le persone anziane che per le persone disabili o per chi magari sta affrontando un decorso oncologico o per chi sta affrontando se stesso attraverso un percorso di psicoterapia. E per gli scettici la risposta la danno istituzioni come università e conservatori. In Veneto, ad esempio, esistono percorsi universitari e accademici, a Padova e non solo, per la musicoterapia applicata alla neurologia, con il Conservatorio Pollini che ha attivato un corso biennale di specializzazione autorizzato dal Ministero. Oppure il Conservatorio di Vicenza che offre il corso triennale di musicoterapia. Infine anche l'Accademia Filarmonica Veneta ed altre istituzioni offrono formazioni ed equip terapeutiche legate a questo ambito. Ci sono musiche rilassanti, ci sono musiche riattivanti, ci sono musiche che ci aiutano a stare di più in contatto con noi stessi e ad esplorarci nel profondo. Concetti che saranno sviluppati in una serie di incontri gratuiti rivolti a tutti, previsti dal 7 ottobre all'Auditorium Comunale di Miane. Ed è proprio da quello che ci arriva attraverso la musica che noi possiamo imparare pian piano a conoscere di più noi stessi, ad entrare in contatto con ciò che siamo per poter realizzare la vita che desideriamo. Nonostante la
la pioggia un centinaio di persone ha preso parte alla tradizionale marcia di solidarietà dell'Advar. Anche quest'anno 2 i percorsi, uno di 4,5 km e uno di poco più di 2 km, con partenza da Piazzale Burchellati o dallo stadio di Monigo. Un'occasione di festa e di solidarietà per ricordare il prezioso lavoro di Advar al fianco dei malati e delle loro famiglie. Siamo allo sport, rugby al debutto casalingo, il Benetton supera gli scozzesi di Glasgow grazie ad un calcio di Smith nell'ultima azione. A Monigo scoppia la festa. Al secondo turno di campionato arriva la prima grande soddisfazione per il Benetton Rugby, la vittoria con gli scozzesi del Glasgow, campioni 2 anni fa e finalisti nel 2025. Un successo molto prestigioso ottenuto al termine di una partita di carattere, un 16-14 frutto di un drop, un calcio di rimbalzo, messo a segno dal sudafricano Rhino Smith nell'ultima azione, a tempo praticamente già scaduto. Lungo lavoro di preparazione della mischia che crea le condizioni giuste nella posizione adatta del campo e il calcio centra i pali. Dopo la sconfitta nel primo turno in Irlanda con il Connacht, dunque, il debutto casalingo a Monigo infiamma i tifosi e mostra le ambizioni dei leoni trevigiani. I primi ad andare in vantaggio sono gli scozzesi con una meta al 19esimo, cui risponde il piede di Umaga poco dopo, ma al 28esimo altra meta segnata dal nazionale Hastings per il 14-3 dell'intervallo. Nella ripresa segna solo il Benetton che ci crede, al 50esimo la meta di Menoncello con un affondo solitario, poi il piazzato di Umaga. Infine gli ultimi 10 minuti sono un assedio biancoverde con il drop di Smith per il 16-14. Prossimo turno sabato 11 ottobre ancora in casa con i Lions sudafricani di Johannesburg. E ci sono sport che dopo un periodo di successo di fatto spariscono o comunque hanno pochissimi appassionati. Tra questi lo ski roll, che negli anni 90 vedeva soprattutto le prese del Montello, oggi affollate di ciclisti, occupate da alteli con degli sci a rotelle che affrontavano gare anche molto dure, come testimonia un servizio del 1° ottobre di 35 anni fa che vi proponiamo nella consueta rubrica domenicale dedicata alla nostra storia. Carabiniere altoatesino Alfred Rungaldier, contrariamente a tutte le previsioni della vigilia, si è imposto ieri nella terza edizione della Schirolonga del Montello, sapientemente organizzata dal Gruppo Sportivi Alpini di Treviso in collaborazione con gli Sci Club Montebelluna e Amici della Neve di Crocetta. Al via quasi 350 concorrenti scaglionati nelle partenze. Le immagini si riferiscono alla gara più attesa, la categoria seniores maschile. Prepartenza alle 9 dal centro di Montebelluna, con partenza veloce dopo il passaggio a livello. Ed è subito bagarre. I passisti impongono un ritmo forsennato alla gara. C'è da tagliare fiato e gambe ai fondisti, quelli che posseggono maggiori chance in salita. Ed eccoci al bivio di Nervesa, all'imbocco della panoramica. La selezione qui diventa naturale. Al comando reggono 9 uomini, tutti i migliori, con Bonaldi, Dal Sasso, Masiero, Di Gregorio e alcuni stranieri. Al 30° chilometro, verso Crocetta, una fuga importante. È quella di Ruggero Bonaldi, della Forestale Roma, che fa il vuoto sino alle prime rampe dell'altra tremenda impennata. Siamo ora sulla presa 10 del Montello, un paesaggio magnifico, stupendo, ma gli atleti sono tutti impegnati a ricucire lo strappo e verso metà salita Bonaldi viene ripreso. Sulla dorsale Rungaldier allunga mantenendo un leggero distacco sugli inseguitori ed eccolo al traguardo di Santa Maria della Vittoria. Secondo il favoritissimo asiaghese Antonio Dal Sasso, terzo lo svedese Carl Algrim. Il vincitore ai nostri microfoni. Se l'aspettava una vittoria? Ma diciamo un buon piazzamento, una vittoria no, però ci ho provato, è andata bene, mi è andata male la scorsa domenica, ma questa volta è andata meglio. Il percorso come l'ha trovato? Lungo, 50 km sono lunghi, comunque nel piano non è che vado tanto forte perché non sono allenato, però in salita do anch'io qualche parola.
Nella categoria femminile si è imposta sempre lei, Guidina del Sasso. Con questa edizione si è chiuso il triennio della schilolonga sul Montello, ma tutti pensano di riaprire un nuovo ciclo. Qui nel Trevigiano questo sport ha riscosso tripudi impensati. Non così aveva fatto nel Trentino, dove era stata ideata. E allora gli organizzatori della marca si facciano nuovamente avanti per non perdere non solo un ottimo investimento sportivo, ma anche di promozione turistica. E con queste immagini storiche si chiude la nostra edizione del telegiornale. Vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e ancora buona domenica.